Il delitto di Margherita Ceschin. È morto questa mattina in casa di riposo Enzo Lorenzon, ex marito della 72enne di Conegliano, considerato dall'accusa il mandante del femminicidio del giugno 2023. Condomini nel mirino dei ladri, succede in centro a Treviso, dove i residenti fanno le vacanze a turno per presidiare il palazzo. Intanto nel weekend forzati diversi distributori di bevande. Maxi blitz in tutta Italia della Polizia di Stato contro la malavita cinese. Nella Marca 7 esercizi controllati, 3 attività sospese, una denuncia e una 48enne irregolare espulsa. Shampoo fuori legge sequestrato in un negozio di parrucchiere di Treviso. La polizia locale si è mossa dopo la segnalazione di alcune clienti. Una in particolare, dopo la seduta, aveva perso intere ciocche di capelli. Crolli e chiusure fa d'alto senza pace, mentre la sindaca di Vittorio Veneto scrive al prefetto: i residenti chiedono interventi strutturali ad ANAS. Regionali quasi pronta la lista di Forza Italia. Fabio Chies ufficializza la discesa in campo, ci sarà anche Cristina Andretti. Intanto i sindaci della Lega si trovano al K3 per lanciare un messaggio alla segreteria. Morto a 98 anni Francesco Parisotto, con i fratelli Luigi Antonio rilevò nel 1956 la scarpa di Asolo e la trasformò in azienda leader delle calzature da montagna. I funerali mercoledì nella cattedrale di Asolo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La vicenda del delitto di Margherita Ceschin in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché questa mattina è morto nella casa di riposo dove si trovava Enzo Lorenzon, l'ex marito della vittima e considerato dall'accusa il mandante del delitto, uno degli episodi più neri per quanto riguarda la cronaca trevigiana degli ultimi anni. Si trovava agli arresti domiciliari in una casa di riposo per motivi di salute. Sarebbe stato uno scompenso cardiaco a porre fine alla vita di Enzo Lorenzon, 81 anni, accusato dalla procura di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie Margherita Ceschin, trovata assassinata il 24 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano. La morte è avvenuta nella mattinata. Sicuramente per cause naturali, però diciamo, la causa naturale determinante il decesso la sapremo nelle prossime ore. In questo momento la cosa che premeva maggiormente alla procura, ovviamente anche a me, era quello di valutare se vi fossero cause esterne. Non ce ne sono, quindi è certamente una causa naturale. L'avvocato Crea, difensore di Enzo Lorenzon, è stato informato immediatamente del decesso. Era in costante contatto con l'imputato. Lui era sempre molto presente a se stesso, era sempre molto attento a tutto ciò che succedeva all'interno del processo, voleva essere messo al corrente con la lettura anche delle trascrizioni stenotipiche dei verbali e prima dell'udienza del 14 di luglio aveva redatto una corposa memoria manoscritta che è in mio possesso, in cui spiegava puntualmente tutti quelli che erano gli accadimenti. In quel manoscritto la verità di Lorenzon sulla morte dell'ex moglie, che sarà presto presentato dall'avvocato Crea. Credo di procedere informerò anche le altre parti, non del contenuto ovviamente, ma del fatto che ne sono in possesso e credo di depositarla il 18 settembre quando ci sarà la prossima udienza in Corte d'Assise, dove è previsto l'esame degli imputati e in teoria anche quello di Lorenzon, ed era in quella sede che avevo previsto appunto il deposito di quel manoscritto. Resteremo all'interno del processo. Se sulla base delle evidenze emerse fino alla data della morte c'è una possibilità per Enzo Lorenzon di vedere riconosciuta la sua innocenza, la percorrerò. Queste le parole dell'avvocato Crea. Il processo in Corte d'Assise ovviamente andrà avanti per tutti gli altri imputati, esecutori materiali e intermediari. Per quanto riguarda Lorenzon, esiste anche la possibilità che oltre a una sentenza di proscioglimento alla fine per morte dell'imputato, che possa essere chiesta, lo valuterò poi all'esito del completamento dell'istruttoria dibattimentale, se gli atti istruttori acquisiti prima del decesso, cioè fino ad oggi, consentano anche una richiesta di assoluzione nel merito per Lorenzon. I familiari di Lorenzon per ora non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione a commento della morte dell'81enne. Condomini nel mirino dei ladri, succede in pieno centro a Treviso, dove i residenti, pensate, fanno le vacanze a turno per presidiare il palazzo.
Via Stangade, via dei Mille, vicolo Stangade, siamo nel cuore di Treviso, tra Santa Maria Maggiore e il Museo di Santa Caterina. Un quadrante che negli ultimi mesi sembra preso di mira dai ladri. Si moltiplicano le segnalazioni di persone che provano ad entrare nei numerosi condomini della zona, almeno un paio solo nell'ultima settimana. In una palazzina, dopo 2 tentativi andati a vuoto, nel fine settimana ignote sono riusciti a forzare il portoncino, ma alla vista delle telecamere, installate proprio dopo i primi 2 episodi, sono scappati. In vicolo Stangade, domenica scorsa, altro tentativo. Sforzando la porta d'ingresso del condominio con un piede di porco, però non ce l'hanno fatta. Ma episodi simili sembrano andare avanti sempre in quest'area da diversi mesi, come racconta una residente che all'uscita dall'ascensore, una volta raggiunto il suo pianerottolo, si è trovata a tu per tu con uno sconosciuto. Mi sono trovata davanti questa persona che stava salendo comunque le scale di corsa, quindi affannata. E ho chiesto a questo signore cosa volete, e mi ha chiesto, mi ha detto, risiedo qua in questo condominio, mi ha chiesto 20 euro perché era rimasto chiuso fuori di casa. Io ho detto, guardi, abbia pazienza, ma lei non risiede qua, al che è corso via. Fatti che non sembrano più così isolati. Non è piacevole, uno, per le persone che comunque sono più anziane di me, diciamo, hanno più di una certa età, che magari comunque si intimoriscono e magari aprono casa, cioè è un po' anche perché comunque io ho una figlia di 18 anni, magari torna a casa da sola. I condomini cercano di proteggersi come possono, dalle serrature a prova di ladro ai sistemi di videosorveglianza. Infatti abbiamo anche chiamato per cambiarci la serratura e metterne una molto più forte, più potente. E poi c'è chi si organizza tra vicini per presidiare il condominio. Siamo in allarme tutti quanti il condominio, sì, che ci diamo un po' il turno, chi sta a casa, chi va via, ferie, vacanze, da tenere d'occhio. Ma nel weekend i ladri hanno preso di mira anche i distributori automatici. È accaduto all'interno dell'ospedale di Treviso, dove è stata forzata una macchinetta alla ricerca di monetine. Stesso modus operandi, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, anche al Kuwait di Preganziol, dove ignoti hanno divelto il distributore di bevande calde all'esterno del bar. Era già accaduto un mese fa, allora il bottino fu di un centinaio di euro. Intanto a Casale sul Sile i carabinieri hanno intercettato una banda di predoni in fuga. Davanti all'Alt dei Carabinieri non solo non si sono fermati, ma anzi hanno accelerato fuggendo via. Ne è nato un inseguimento terminato 1 chilometro più in là, quando i 4 occupanti della macchina, una Volkswagen T-Roc, sono scesi scappando nei campi. L'episodio è in tarda serata a Casale sul Sile, tra via Trento e Trieste e via San Nicolò. Nell'auto i militari dell'Arma hanno trovato guanti, ricetrasmittenti, un flessibile, un trapano e altri attrezzi da scasso. Una banda dedita ai furti, quindi, su cui ora continuano le indagini dei carabinieri, che in nottata a Ponzano hanno arrestato invece un pregiudicato 42enne, deve scontare 9 mesi di reclusione per un furto in casa commesso a Treviso nell'estate del 2023. Un dispositivo ad ampio raggio, quello messo in campo dal comando provinciale. Un altro pregiudicato, un 29enne, è stato denunciato a piede libero per aver tentato di introdursi nottetempo in un'attività commerciale di via Cendona, Silea, come hanno rilevato le telecamere di videosorveglianza. È stato poi un testimone a consentire ai militari di rintracciare poco lontano il giovane e di denunciarlo per tentato furto aggravato. Assalti nelle farmacie, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i fratelli Garbin, accusati di 3 rapine, un tentato furto, la ricettazione di 2 moto di grossa cilindrata e di altrettante targhe. Questa mattina udienza di convalida e interrogatorio di garanzia davanti al GIP Carlo Colombo. I 2 reclusi a Venezia e Treviso, difesi dagli avvocati Ilaria Pempinella e Carlotta Venezia, hanno scelto il silenzio. Entrambi rimarranno in carcere. Massimiliano Garbin, 33 anni, e il fratello 29enne Luigi erano stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di rapine ai danni delle farmacie, in particolare quella dal Tivole e a Postioma di Paese. In entrambi i casi avevano fatto irruzione con il volto coperto da caschi integrali, abbigliamento neutro, agendo con freddezza e determinazione. I militari erano arrivati a loro grazie a una minuziosa attività investigativa, alle telecamere di sicurezza della zona e al confronto tra le immagini video, i tratti fisici, gli indumenti e i tatuaggi dei soggetti monitorati. A Mogliano Veneto adesso per parlare di degrado nella zona della stazione. Residenti e commercianti in balia di gruppi di tossicodipendenti a Cattoni che dormono a ridosso di condomini e negozi. Sempre Francesca Bozza. Diciamo che è un po'
disastrosa rispetto a una volta. Questa ragazza lavora a 2 passi dalla stazione ferroviaria di Mogliano, luogo caldo, caldissimo della città, scenario di episodi più o meno gravi come l'accoltellamento di un 48enne lo scorso maggio che aveva portato più di qualcuno a chiedere l'istituzione della zona rossa. Ma in questi ultimi mesi a creare preoccupazione tra i residenti è la presenza di gruppi di tossicodipendenti, situazione che sembra aggravarsi nel fine settimana. Racconta un residente di essere stato aggredito verbalmente da alcuni di loro che spiega minacciano, insultano e importunano i passanti. Una situazione ormai insostenibile al punto che lui stesso è costretto ad accompagnare alla macchina gli amici che vanno a trovarlo per il timore che vengano avvicinati da queste persone. A tutto ciò si aggiunge negli ultimi tempi anche il degrado lasciato da alcuni senza tetto che soprattutto nelle giornate piovose organizzano giacili di fortuna sotto il porticato a ridosso degli androni di condomini e negozi. Spesso e volentieri abbiamo al mattino che troviamo molto sporco sia sotto la varia galleria qua sia la galleria lì. In questo periodo non ci sono, però molto spesso ci sono dei barboni che bivaccano proprio in maniera... Ho aperto il negozio la mattina, mi sono trovata shampoo, cuscini, etichette di vestiti messe lì e evidentemente la sera prima hanno dormito qua. Sembra che abbiano dormito anche qui nei paraggi, vicino agli altri condomini. Certo, mi hanno detto che hanno lasciato un po' un disastro dappertutto, per tutto il condominio. Con l'arrivo della stagione invernale e il buio che scende presto, il timore di molti è che la situazione possa aggravarsi. Come si lavora così? Con un po' di paura quando si va a prendere la macchina in parcheggio, questo sì, quindi un pelino più di monitoraggio e di sicurezza ci vorrebbe forse. E speriamo che non sia sempre peggio, speriamo che qualcuno faccia qualcosa, ecco, per tutti. Migliorano le condizioni del 63enne di Cimadolmo, rimasto gravemente ferito nell'incidente di sabato sera in via Distrettuale a Marino di Piave, è costato la vita al 29enne Michael Angeli. Il 63enne è stabile, non è più in area critica e in progressivo miglioramento. Continuano intanto le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha portato allo scontro tra l'Alfa Romeo 147 del giovane e il van della 63enne con la prima auto che avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia. È stato aperto un fascicolo per non lasciare nulla di intentato. Si aspettano tutti gli accertamenti del caso, compresi gli esami alcolemici sul ferito. Intanto i familiari del giovane sono in attesa del nulla osta della magistratura per fissare la data di funerali. Anche qui non si possono escludere ulteriori accertamenti nelle prossime ore. Michael lascia mamma Paola e papà Adriano, familiari e amici sconvolti. Come vi abbiamo raccontato nelle precedenti edizioni, il giovane aveva appena sconfitto un grave linfoma. Spettacolare incidente, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, quello accaduto nel tardo pomeriggio intorno alle 17:30 in via Feltrina a Montebelluna. 3 le auto coinvolte, una di queste dopo l'impatto si è ribaltata su di un fianco. Prontamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118 che hanno soccorso i 6 occupanti delle vetture, rimasti tutti lievemente feriti. Rilievi affidati ai carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che si è verificato, lo ripeto, alle 17:30 in via Feltrina a Montebelluna. Lotta alla criminalità cinese, droga, armi, riciclaggio e prostituzione, blitz anche nella Marca trevigiana, l'operazione della polizia con il supporto operativo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei Vigili del Fuoco. Questi i risultati. 13 arresti, 31 denunciati, sanzioni amministrative per oltre 73.000 e il sequestro di oltre 22.000 euro. È il bilancio dell'operazione contro la criminalità cinese. Nel mirino della polizia droga, armi, riciclaggio e prostituzione. Tra le varie attività illecite anche l'esercizio abusivo e clandestino dell'attività bancaria in grado di consentire il trasferimento in nero di ingenti somme di denaro da un continente all'altro. Le indagini hanno portato anche a documentare la presenza di una vera e propria ala armata della delinquenza di matrice cinese con il compito di intimidire e compiere gravi atti di sangue. Le attività hanno confermato che la criminalità cinese gestisce i propri affari illeciti in un costante dialogo con altri gruppi di nazionalità diverse, anche italiani. Il blitz in 24 province italiane, fra le quali la Marca trevigiana. Nella provincia di Treviso sono stati controllati 7 esercizi commerciali, tutti gestiti da cittadini cinesi. Tra questi 2 centri massaggi di Treviso e Spresiano, già oggetto di precedenti attività di indagine per favorire
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. In una delle attività sottoposte a controllo è stata riscontrata la presenza di 2 cittadine cinesi assunte in nero. Nei confronti di una di queste, una 48enne non in regola con le norme di soggiorno, è anche stata disposta l'espulsione dal territorio nazionale. Tra gli esercizi controllati, i destinatari del provvedimento di sospensione dell'attività, mentre il titolare di uno degli esercizi commerciali, un cittadino cinese di 56 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver occupato alle proprie dipendenze la cittadina straniera sprovvista del titolo di soggiorno e destinatari di espulsione. I controlli, che sono stati svolti anche nei confronti di aziende operanti nel settore tessile, hanno permesso infine di riscontrare gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguenti accertamenti da parte dell'Ispettorato Nazionale. Una vicenda adesso davvero paradossale, preoccupante. Shampoo fuori legge sequestrato in un negozio di parrucchiere di Treviso. La polizia locale si è mossa dopo la segnalazione di alcune clienti. Una in particolare, dopo la seduta di bellezza, tra virgolette, aveva perso intere ciocche di capelli. Irritazioni al cuoio capelluto, arrossamenti persistenti e in almeno un caso la perdita di capelli, intere ciocche rimaste letteralmente in mano, un salone degli orrori più che di bellezza, stando almeno alle segnalazioni di alcune preoccupate clienti arrivate agli agenti della polizia locale di Treviso, che così hanno fatto irruzione in un negozio di parrucchiere nel quadrante di Via Roma. Abbiamo trovato diversi prodotti cosmetici tipici, diciamo, di chi fa come attività quella di parrucchiere, però evidentemente tra alcuni di questi c'era qualcosa che non andava e alcuni prodotti infatti non erano a norma e per questo sono stati sequestrati. Non rispettavano la normativa europea ed evidentemente era molto opportuno toglierli dal commercio. 7 flaconi di shampoo posti alla fine sotto sequestro, con all'interno sostanze espressamente vietate. In campo anche gli ispettori del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2. Ora il titolare, un cittadino straniero, rischia grosso anche la sospensione dell'attività, ma come primo effetto immediato c'è la condanna della Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, con il presidente del gruppo Benessere Gian Antonio Papa, che denuncia troppa concorrenza sleale e abusivismo. Da qui l'appello, quello di rivolgersi a professionisti seri e qualificati. Da parte sua la polizia locale annuncia una nuova stagione di controlli. L'attività di monitoraggio, in questo senso di controllo e vigilanza, verrà fatta anche su altri negozianti o operatori di questo tipo, in maniera tale da assicurare all'utenza la massima sicurezza. Fadalto senza pace. Mentre la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, scrive al prefetto, i residenti chiedono interventi strutturali soprattutto ad ANAS. Questa sera vi proponiamo una nuova prospettiva del fenomeno. 5 le colate che pendono come una spada di Damocle sulla statale di Alemagna. Non sono cadute le colate elettriche sulla statale, però si sono mossi i segnalatori di frana e ANAS in automatico chiude la statale, però non è possibile che 3 volte in un mese la statale venga chiusa. Un copione che si ripete sempre più spesso, la chiusura della statale 51 di Alemagna tra il Pago e Vittoriese, un'altra estate senza pace per il Fadalto, fatta di interruzioni continue, l'ultima della serie in via precauzionale sabato scorso, causa forti piogge. Dalle sponde a ovest del Lago Morto, l'istantanea è quella di un versante profondamente ferito. Una prospettiva panoramica quanto inedita suggerita da Bruno Fasan, per decenni amministratore a Vittorio Veneto e residente in zona. Inevitabile il riferimento a quanto sta accadendo specularmente sempre lungo l'Alemagna tra Borca e San Vito di Cadore. Non vorrei essere frainteso, però per fortuna che sono cadute anche a Cortina, perché qui sono 20 anni che cadono e non succede mai niente. Anzi, la sola cosa che è successo 2 anni fa, quando ero assessore ai lavori pubblici, è stato redatto un progetto di 5 gallerie paramassi, però sono passati 2 anni, si avvicina
Cortina 2026, io speravo che partissero i lavori, ma ancora non si vede niente. Nel frattempo, come annunciato già sabato, la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, ha chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo. All'ordine del giorno c'è anche la gratuità del tratto autostradale in caso di chiusura della statale 51, una richiesta di buonsenso fino ad oggi rimbalzata. La questione dei transiti gratuiti per i residenti è una cosa facilissima per autostrade con la tecnologia che hanno adesso. Nell'era dell'intelligenza artificiale è difficile non trovare una soluzione. Nel frattempo bisognerebbe agire anche a monte, aggiunge Fasan, con la rimozione graduale del materiale, richieste urgenti per un problema ormai cronico ben presente a tutti i residenti. Comunque servono soldi per sistemare, ma soprattutto diciamo azioni che siano definitive, non provvisorie come ci sono da anni. Sempre sul fronte della sicurezza idrogeologica, parliamo di Monte Grappa, c'è stato un intervento della provincia questa mattina sulla provinciale 141 per il crollo di materiale roccioso tra Piana della Bala e Malga Ardosetta. Il tratto è ora temporaneamente chiuso al traffico, sono in corso le valutazioni geologiche per ricostruire le cause del crollo, riconducibili probabilmente al maltempo degli scorsi giorni. Sul posto tecnici della provincia e delle ditte incaricate per definire le modalità di intervento necessarie sul versante in modo da ridurre rischi da una parte e disagi dall'altra. Così dunque sul Monte Grappa, versante trevigiano. Parliamo adesso di politica, di regionali, quasi pronta la lista di Forza Italia per la Marca trevigiana. Fabio Chiesa, sindaco di Conegliano, ufficializza la discesa in campo. Ci sarà anche Cristina Andretta, ex sindaco di Vedelago. Intanto i sindaci ma della Lega si trovano al K3 questa sera alle 20:30 in punto per lanciare un messaggio alla segreteria nazionale. Le elezioni regionali sono elezioni fondamentali per noi che viviamo l'amministrazione locale. Io ho fatto il sindaco dal 2017 a Conegliano, per cui penso che non potendo fare più di 2 mandati nella città che amo, oggi sia anche il momento di mettersi a disposizione per cercare di dare una guida alla regione di centrodestra. Rompe definitivamente gli indugi Fabio Chies, sindaco di Conegliano e coordinatore provinciale azzurro. Sarà lui il candidato di punta di Forza Italia in vista delle regionali 2025 per la Marca trevigiana. Ora di fatto c'è il suggello dell'ufficialità, una mossa che ha un peso sia politico che amministrativo. Conegliano è la seconda città della provincia. Non è incompatibile la campagna elettorale con la figura di sindaco, per cui rimarrò a fare il sindaco, faremo anche la campagna elettorale, per cui continuerò ad occuparmi come sempre della mia città. Devo dire che le ultime settimane sono state settimane impegnative, abbiamo il maltempo che come abbiamo visto imperversa. Meteo che pone questioni sia di programmazione che di risorse, più in generale fa intendere Chiesa, prioritari in ottica regionale sono anche i temi del lavoro e dell'impresa. Nel frattempo prende forma la lista, obiettivo massimizzare i consensi, per questo ci saranno tanti amministratori locali rappresentativi di ogni angolo della Marca. Per cui hanno l'esperienza di governo del territorio, per esempio penso a Cristina Andretta che ha fatto le ultime elezioni europee. Ma un conto è la lista di Forza Italia, quasi fatta, un altro l'equilibrio interno alla coalizione e il nome del candidato presidente. Ci aspettiamo che in tempi brevi vengano sciolte le riserve rispetto al nome del candidato. La coalizione non è un problema, centrodestra unito in Veneto, e questa è l'indicazione che arriva da Roma ma arriva anche dal territorio. Penso anche che la campagna elettorale debba cominciare velocemente. Accelerare sembra la richiesta anche dei primi cittadini della Lega che nelle prossime ore si troveranno al K3, si attendono risposte dalle segreterie e da chi ha un filo diretto con i leader nazionali. È un confronto tranquillissimo, dove però si dice ragazzi, cerchiamo di accelerare perché altrimenti l'opposizione guadagna troppe posizioni. È un po' anche quello che io, ma credo anche altri sindaci, ci sentiamo dire dal territorio, no? E voi cosa fate? Allora, una volta gliela giri, una volta credo che il 4 agosto sia anche una buona data per poter dire qualcosa in più.
L'addio a Francesco Parisotto, che nel 1956 con i fratelli Luigi e Antonio si mise alla guida di una piccola azienda artigiana, la Scarpa di Asolo, trasformandola in una realtà leader nel settore della calzatura da montagna. Parisotto si è spento a 98 anni ed è proprio l'azienda a darne comunicazione. Un pioniere, un visionario, un uomo che ha fatto di Scarpa la sua ragione di vita, si legge nei profili social. Il suo sogno ha ispirato generazioni di appassionati in tutto il mondo. Un'eredità da portare avanti da parte dei figli Sandro e Cristina. Parisotto era nato nel 1927 a Coste di Maserra. La sua scomparsa segna la perdita di un grande protagonista dell'industria veneta. È stato il commento della presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, un modello di impresa capace, autentico, fortemente radicato nel territorio e al tempo stesso in grado di guardare lontano. I funerali di Francesco Parisotto si svolgeranno mercoledì alle ore 10 nella cattedrale di Asolo. A Santa Lucia di Piave nel pomeriggio invece si sono svolti i funerali di Ottaviano Bellotto, figura di riferimento per la CGIL e per l'intero territorio. Un coro di voci fuori dalla chiesa di Santa Lucia di Piave intona l'inno del partigiano. È con bella ciao che tutto il gruppo di compagni, parenti e amici di Ottaviano Bellotto hanno voluto rendergli omaggio salutandolo per l'ultima volta. Le mani si stringono, un silenzio regna sul sagrato quando la bara arriva. Dentro la chiesa è gremita. A celebrare le esequie Don Paolo, che ricorda Ottaviano, Otta, come lo chiamava chi lo conosceva bene, un lottatore instancabile, così lo ha ricordato Don Paolo, così l'hanno vissuto tutti. Non mettendosi al centro della sua esistenza, ma cercando di mettere al centro i bisogni degli altri. Autocritico anche nel modo in cui portava avanti la sua battaglia, ma senza mai smettere di combattere fino in fondo. In lui vi era dunque una speranza forte. Nelle sue parole la vita di Ottaviano, l'impegno civico, politico, sindacale. Entrato giovanissimo nel Partito Comunista, ha affiancato il lavoro in fabbrica con l'impegno alla CGIL. È proprio il sindacato a volerlo raccontare come un vero compagno. Lui amava la diversità nel confronto, nel dialogo, cioè sapeva che un'idea non può essere la sola, ma anche quando è diversa può essere accolta per cercare di attivare tutti quei processi che la politica determina per il bene delle nostre comunità. E su questo Ottaviano è stato molto coerente nel lavoro e nel sindacato. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per un'importante comunicazione di servizio, riparte la campagna contro la diffusione delle zanzare promossa da CITA, Consiglio di Bacino Sinistra Piave Savno, in collaborazione con l'ULSS 2 Marca Trevigiana. Quest'anno a ricevere i kit larvicidi non saranno più i singoli privati, bensì aziende specializzate con l'obiettivo di ottimizzare gli interventi e garantire un'azione più mirata e capillare. In questa maniera si punta ad aumentare la copertura delle aree pubbliche agendo su tombini, caditoie, fossati e zone a rischio ristagno. L'attività di prevenzione è stata avviata in coincidenza con la rilevante crescita di casi di infezione da West Nile a livello nazionale. In totale verranno consegnate 70.000 compresse effervescenti a rilascio rapido, un'iniziativa specifica da Savno che non sostituisce ma integra l'impegno già messo in campo dai singoli comuni nelle zone pubbliche e dai cittadini nelle aree private. Voltiamo decisamente pagina e ritorniamo alle emozioni vissute nella giornata di ieri a Cimagrappa. A migliaia sono saliti a Cimagrappa domenica per la tradizionale cerimonia di inizio agosto per il pellegrinaggio delle genti venete sul Monte Sacro alla Patria. Un evento che unisce commemorazione dei caduti nel carnaio della Guerra Granda, il ricordo della consacrazione della Madonnina che da più di 100 anni rivolge il suo sguardo benevolo sul Veneto e quello dei partigiani rastrellati durante la Seconda Guerra Mondiale.
Un giorno di pace in un periodo storico che sempre più spesso parla di guerra. A presiedere la Santa Messa il cardinale Fabio Baggio in veste di sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che da quel luogo di pace ha parlato della difficile situazione internazionale e dei venti di guerra che soffiano impetuosi sul mondo. La sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, ha sottolineato l'edizione giubilare del 2025, collegandosi ai festeggiamenti per il Giubileo, e ha ribadito le molteplici valenze dell'evento laico, religioso, di memoria. Per la prima cittadina il Grappa è un laboratorio di convivenza e biodiversità, e la moltitudine di associazioni, bandiere, gagliardetti, colori e volti ha confermato questo potere della montagna sacra. Tra i momenti più intensi della cerimonia anche l'intervento della delegazione austriaca, che ha voluto ribadire il valore della memoria come strumento di riconciliazione e costruzione di pace. A leggere il messaggio ufficiale è stato Linus Seidel, presidente della Federazione dei Veterani del Salisburghese, che ha ribadito che i caduti del Grappa continuano a parlarci, ammonendoci perché la memoria non si spenga e la pace non venga mai data per scontata. Andiamo adesso a Belluno. L'attualità in primo piano, l'emergenza frane. A seguito dell'assestamento di bilancio regionale sono state messe a disposizione ulteriori risorse per il piano di mitigazione del dissesto idrogeologico di cui si è dotata la Regione del Veneto, e tra questi, come rende noto l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, alla provincia di Belluno sono stati assegnati ulteriori 2.700.000 euro. A oggi questo piano, che vale quasi 4 miliardi di euro nella sua interezza, ha permesso la realizzazione in 10 anni di opere per oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro, così sul fronte della sicurezza idrogeologica in un'estate difficilissima per il bellunese e soprattutto per il Cadore. Ma è un'estate difficile, complessa, complicata anche per il soccorso alpino, interventi record nelle ultime ore, culminati con una multa clamorosa per un turista inglese, 14.000 euro di sanzione perché ha chiesto l'intervento dell'elicottero perché non riusciva più a scendere da un sentiero, quindi 14.000 euro di sanzione per questo turista inglese, una cifra che già sta facendo il giro non solo d'Italia, ma per certi versi ci sono tanti comportamenti scorretti che vengono segnalati, ancora tanti escursionisti, troppi, che si avventurano nella zona della Ferrata Berti che è interessata, come sapete, dalla frana sulla Croda Marcora, dove sono stati peraltro serrati anche degli accessi. Continuano imperterriti degli escursionisti a cimentarsi in questa ferrata, e quindi stanno intervenendo gli uomini del soccorso alpino che è intervenuto anche per un uomo di Colle Santa Lucia a Livinallongo, un altro intervento verso Colla delle Buse per un 17enne padovano che si era fatto male a una gamba. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è intervenuto anche nella zona del passo Pordoi, dove si era fatta male una 47enne austriaca. Complesso pure l'intervento di recupero di un giovane escursionista bloccato 100 metri sotto Forcella del Mat nel gruppo del Bosco Nero. Il ragazzo non ancora 18enne di Teolo, nel padovano salito in quota, aveva sbagliato itinerario e aveva chiesto aiuto. In piena notte la centrale del 118 ha attivato il soccorso alpino della Val di Zoldo. I soccorritori, dopo lunghe e complesse ricerche, lo hanno recuperato. A mezzogiorno Falco 2 è stato inviato sulla Pala degli Orti nel comune di Comelico Superiore per una 34enne austriaca che si era procurata un forte trauma alla gamba, quindi davvero ore di lavoro frenetico per il soccorso alpino. Noi voltiamo pagina e parliamo di edilizia scolastica in provincia di Belluno, edilizia scolastica degli istituti superiori che, come sapete, è di competenza della provincia. L'intervento più importante è in corso a Feltre. Sarà una vita completamente diversa quella che aspetta in località Boscariz il Feltrino Istituto Forcellini Negrelli. A pochi mesi dal termine dei lavori previsto per fine anno si è fatto il punto sulla situazione. È un impegno economico importante, aver vinto quel bando ci ha permesso di
demolire e ricostruire una delle scuole intanto più frequentate e anche un punto di riferimento per tutta la comunità di Feltre e non solo, anche di comuni al di fuori della nostra provincia che frequentano questa scuola. Quindi l'obiettivo è raggiunto. Ora dall'anno scolastico 26-27 chi frequenterà Negrelli avrà una scuola nuova, moderna, tecnologicamente avanzata, con tutti i crismi delle nuove scuole. Dei 4 nuovi edifici, le 2 nuove palazzine dedicate all'insegnamento sono completamente in legno e quando vi si trasferirà il migliaio di studenti dell'istituto, nel rispetto di quanto previsto dei fondi PNRR utilizzati, si procederà con l'abbattimento dei vecchi edifici, al cui posto verrà creato un giardino attrezzato. Questo è un investimento di quasi 20 milioni di euro che si aggiunge a altri 20 milioni che abbiamo di fatto utilizzato per altre scuole, in parte qui a Feltre, in parte a Belluno e a Pieve di Cadore, perché l'obiettivo della provincia è veramente di modernizzare le strutture che in alcuni casi avevano veramente grossi problemi di vetustà. Grandi eventi in montagna, Fabio Fioravanzi ce ne racconta uno in particolare. 14ª edizione di Toccare la storia con mano, un evento che ogni anno porta centinaia di persone, tra cui rievocatori storici da tutto il mondo, al museo all'aperto della Grande Guerra nell'area Cinque Torri, Rifugio a Verano. Quest'anno siamo alla 14ª edizione di Toccare la storia con mano, una manifestazione che raggruppa 5 nazioni e 10 gruppi di rievocatori. È un grande valore per noi qui alle Cinque Torri, dove vogliamo documentare com'è stata la storia del 1900, dei primi Novecento. Abbiamo ricreato lungo le trincee dei momenti di vita del primi Novecento, della Prima Guerra Mondiale, dove dei gruppi misti di rievocatori illustrano quelle che sono state le vicende belliche. È difficile, ammirando le vette delle Dolomiti, ricordarsi che proprio queste montagne sono state protagoniste di una guerra che ha sconvolto l'Europa intera, la Prima Guerra Mondiale. E secondo me queste iniziative sono molto importanti, soprattutto per presentare al pubblico quello che era il vecchio presente, come si suol dire, quindi quello che non era ancora storia, quindi è un qualcosa di suggestivo far capire alle persone come vivevano questi soldati, chi erano, quindi concentrato molto sul 360 gradi dell'episodio storico, non solo, ma anche proprio di chi l'ha vissuta. Momenti di passata quotidianità, condivise, accampamenti, muli, cucina da campo e persino un cannone d'epoca. Tra allestimenti, rappresentazioni e un rancio preparato su una piccola stufa d'epoca, la storia si è fatta tangibile, umana, anche per i più piccoli. Questo bel museo all'aperto, ovviamente, dove si trovavano i soldati della Grande Guerra, noi rappresentiamo proprio questi militari per tramandarne la storia. Sono dal 2000 che vengo qua nella zona di Cinque Torri, Lagazuoi, a fare le rievocazioni. Siamo un gruppo tedesco del Württemberg, la regione del Württemberg, e siamo circa una quindicina di persone appassionati della storia e molto interessati anche alla storia di qua della zona della guerra. Sulle Cinque Torri queste testimonianze sono state trasformate con il tempo in un vero e proprio museo, un labirinto di trincee e gallerie, oggi facilmente accessibile. Ritorniamo a Feltre, dove è tempo di bilanci dopo un paio dalle grandissime emozioni. L'Aquila di Portoria, dopo anni di dominio del quartiere Duomo, vince la corsa dei cavalli e si porta a casa la vittoria finale del Palio di Feltre 2025. Una vittoria arrivata e raccontata in diretta dall'Antena del Nord-Est solo grazie alla corsa dei cavalli in Pra del Moro, perché dopo corsa, tiro con l'arco e tiro alla fune, c'erano 3 quartieri perfettamente appaiati. La cosa emozionante è stata che alla fine dell'ultima gara c'erano 3 quartieri primi a pari merito e quindi è stato decisivo il miglior punteggio della gara dei cavalli che ha premiato Portoria. Però avere 3 quartieri, tutti e 2 a pari merito, tutti e 3 a pari merito a 32 punti, significa anche che questi quartieri stanno lavorando sodo e stanno lavorando bene per arrivare pronti anche alle gare, quindi anche una cartina di tornasole sullo stato di salute anche di questo aspetto del palio. Tanto spettacolo e tanti spettatori,
Per gestire la complessa macchina organizzativa del Palio, 1 migliaio i feltrini coinvolti, ma ovviamente molti di più le persone che hanno voluto assistere, anche se ancora non ci sono dati ufficiali e definitivi. Stiamo ancora facendo i conti, comunque certamente superiori alle 15.000 persone, quindi un risultato di assoluto rilievo. Ecco, novità di quest'anno, parlando di cavalli, e aspetto spettacolare, la carica di carabinieri. Sì, la carica del 4° reggimento a cavallo dei carabinieri provenienti da Roma, un evento spettacolare che non capita certo tutti i giorni di poter ospitare, è la prima volta che venivano in provincia di Belluno e che ha portato un valore aggiunto alla manifestazione, ma anche un riconoscimento della qualità della manifestazione stessa e del lavoro che un esercito di volontari porta avanti tutto l'anno. Così dunque a Feltre, io da Belluno e Treviso non ho ulteriori aggiornamenti da darvi e quindi tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.